Roberto Bortolussi, primo tempo dominato, subito un palo nel secondo, poi è evidente che il gol del Lazio ha rianimato la squadra avversaria, però cos'è successo al Friuli Venezia Giulia? Ci siamo abbassati troppo e non so per quale motivo. Gli spazi c'erano per ripartire, non siamo riusciti a tenere su palla. Forse posso dirti, magari i cambi li potevo fare un attimino prima, ma non per questo, perché comunque i ragazzi mi hanno detto che stavano tutti bene. Sicuramente qualche acciacco ce l'avevo, perché i giocatori che erano in panchina non tutti erano da poter giocare, diciamo, però questo non deve essere un alibi. Secondo me dovevamo chiudere prima la partita nel primo tempo, perché le occasioni le abbiamo avute, dovevamo crederci di più. E peccato perché ce la siamo giocata alla pari. Sicuramente il primo tempo eravamo superiori al Lazio, loro dovevano fare un qualcosa, sono venuti fuori loro, però c'è il rammarico di non averla chiusa prima. C'è anche il rammarico per le due reti arrivate senza puntare il dito da errori individuali. Sì, questo qui sì, sicuramente. Oltre individuali io ci metterei anche dell'arbitro, perché su un calcio d'angolo che non c'è, abbiamo preso l'espulsione e poi è venuto anche il gol. Credo che in un minuto abbia cambiato la partita. Potevamo perdere i rigori, potevamo vincerli, però perdere così mi brucia e devo essere sincero. L'arbitro non ha ammesso l'errore, ma ho visto così, credevo che ma il guardalinee non l'ha aiutato. Ma questo non deve essere un alibi, perché comunque noi dovevamo chiuderla prima la partita e sono arrabbiato per quello, perché le occasioni le abbiamo avute e dovevamo chiuderla, appunto.